Di Giuliano Guazelli si continua a parlare per ricordare quello che egli ha rappresentato nella dura guerra scatenata dalla mafia, una guerra che Guazelli ha combattuto fino a quel tragico giorno del 4 aprile 1992. Il ricordo del maresciallo maggiore della benemerita Arma dei Carabinieri, Giuliano Guazelli, è arrivato anche da parte di chi l'ha conosciuto da vicino, apprezzandolo come fedele servitore dello Stato. La lotta alla mafia è stata una dura lotta che comunque ha prodotto ottimi risultati rispetto agli anni caldi e di questo avviso il presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta, Salvatore Cardinale. Se io dovessi confrontare l'esperienza di 25 anni fa con l'esperienza di oggi, dobbiamo dire che la giustizia, l'ordine pubblico, lo Stato in genere ha fatto passi da gigante. Qua esisteva una mafia impunita, una mafia che si collegava con esponenti politici, una mafia che si collegava con l'imprenditoria, una mafia che conviveva con i cittadini. Oggi invece c'è stato un risveglio. I dati statistici ci danno ragione. Se qualcuno ricorda quegli anni 89, 90 e anche prima, il numero di morti che c'è stato in questa provincia e consideriamo i dati invece di oggi, evidentemente sono state raggiunte dei risultati che non si raggiungono solo perché la mafia ha scelto, come si dice, di sommergersi, cioè di evitare azioni eclatanti, ma perché c'è stata un'azione repressiva della magistratura e prima ancora degli organi inquirenti che ha fatto sì che molti degli esponenti della criminalità organizzata, molti dei gregari della criminalità organizzata siano state assicurate alle patrie galere e anche perché adesso c'è un diverso sentimento da parte della società civile verso il fenomeno mafioso che non è più guardato con ammirazione, ovvero con spirito di connivenza, ma già c'è un tentativo di rivalsa, di rivolta verso un fenomeno che ci ha portato alla miseria, ci ha portato alla denigrazione nel campo nazionale e internazionale, che non dà lavoro, dà disoccupazione, non dà legalità e dove non c'è legalità, vale a dire non ci sono norme che regolano la vita dei cittadini, evidentemente non ci può essere Stato, non ci può essere comunità, c'è solamente la giungla.